Campo San Piero è famosa come luogo antoniano. Proprio qui, infatti, dove sorge il santuario del Noce, si narra che il santo trascorse le sue ultime ore di preghiera. Già crocevia il tempo dei Romani, nella nostra era Campo San Piero è diventata invece un luogo attraversato da pregevoli itinerari cicloturistici. Oltre alla ciclabile che collega Treviso ad Ostiglia lungo una linea ferroviaria abbandonata, poco lontano passa anche l'itinerario ciclopedonale del Museo dei Sassi, che seguendo l'omonimo canale collega Padova a Castelfranco. A poca distanza dal centro, lungo l'Ostiglia, si incrocia anche l'itinerario ciclabile del fiume Tergola, che in una ventina di chilometri porta a Villa Pisani a Stra. Dopo aver percorso alcuni chilometri lungo l'Ostiglia, particolarmente suggestivo in questa stagione, si supera il fiume Brenta e si giunge a Piazzole sul Brenta. Qui è d'obbligo far tappa a Villa Contarini, attribuita in parte all'architetto Andrea Palladio, è una delle più grandi ville venete e arrivando dalla piazza semicircolare del paese, la sua vista lascia senza fiato. Dopo aver aggirato il grande parco all'inglese, ci si mette nell'itinerario ciclopedonale del Brenta. Qui l'ambiente è particolarmente suggestivo e pur pedalando a pochi metri dal fiume si arriva raramente a lambirlo. Quando però la boscaglia si dirada, le visioni che si aprono sono superbe. In questo tratto del fiume l'acqua corre via placidamente, mentre il suo colore, nonché la sua limpidezza, la rendono particolarmente suggestiva. Se non fossimo a fine ottobre, invoglierebbe sicuramente ad una pausa rinfrescante. Raggiunta la statale Postumia, si abbandona l'itinerario del Brenta, che porterebbe fino a Bassano del Grappa, per poi proseguire lungo la Valsugana. Un bellissimo ponte ciclabile permette di attraversare nuovamente il fiume e di dirigersi verso il centro di Cittadella. Questo bellissimo borgo medievale è conosciuto per la sua splendida cinta muraria, che circonda il paese completamente. Lunga poco meno di 1,5 chilometri, arriva ad un'altezza di circa 15 metri, ed è l'unica in Europa ad essere totalmente percorribile a piedi. Entrati da Porta Vicenza e attraversata la piazza centrale, si esce per Porta Padova. L'itinerario a questo punto piega verso sud-est
e percorrendo alcune strade secondarie dirige ormai per chiudere il cerchio verso Campo San Piero. Lungo questo ultimo tratto merita una sosta l'antica chiesetta di San Massimo, che sorge nel Verdi in località Borghetto. Risalente forse al VII secolo, è stata edificata probabilmente su degli antichi resti romani e contiene alcuni affreschi del Cinquecento. Pochi chilometri ancora e compaiono i campanili di Campo San Piero, a segnalare che siamo al termine di questo tour particolarmente interessante e vario.